le immediate indagini che sono state svolte hanno consentito di fare luce su questo tragico episodio. Devo dire che l'omicida si era macchiato di sangue, la povera signora, la vittima, era tornata a casa appunto con i vestiti sporchi di sangue e la madre insistentemente mi ha chiesto il motivo della sua situazione e sostanzialmente lo ha indotto, lo ha spinto a confessare. Quindi sono stati avvertiti i carabinieri del luogo, sono intervenuti i carabinieri del RIS e va sottolineato che dagli immediati accertamenti compiuti dai carabinieri si è avuta piena conferma di questa ipotesi, poiché il RIS da parte di investigazione scientifica ha confermato che le impronte che sono state riscontrate sui frammenti dei bottigli utilizzati appunto per uccidere la donna, quelle impronte appartenevano proprio all'omicidio, al processo. E quindi si è avuta piena conferma dell'accusa nei confronti di questo soggetto prima delle 24 ore dall'omicidio si è fatta quindi piena luce su questa aggressione veramente inspiegabile, veramente priva di ogni barlume di significato, poiché l'omicida pretendeva dalla donna soltanto 10 euro, per questo hanno avuto a dire dell'omicida un battibecco, perché reclamava lui il compenso per dei piccoli lavori che aveva eseguito per conto della donna e richiedeva questo compenso di 10 euro. Non avendo ottenuto nella immediatezza, sempre a dire dell'omicidio, ecco che è stato questo battibecco e immediatamente dopo questa violenta barbara aggressione.